Pordenone, eccolo lì, pronto anche stavolta in versione tenente Kojak, però prima di fare la domanda volevo leggerle questa notizia di politica. I consiglieri regionali Bruno Marini e Delio De Anna hanno comunicato oggi di non fare più parte del gruppo del PDL e di confluire nel gruppo misto, dichiarando di appartenere a Forza Italia, tra virgolette. Viene così ufficializzata l'intenzione proclamata dai due ex PDL, che però non potranno costituire un gruppo autonomo. La scelta di Marini e De Anna era stata considerata nelle scorse settimane una fuga in avanti da parte del PDL, in assenza di un'evoluzione chiara a livello nazionale. Cosa ci racconta Sartor? Ma a parte che insomma non so se è il caso di commentare vicende che riguardano altri partiti, però mi ricorda un po', non so se si ricorda, Ritorno al futuro, Back to the Future, se sono andati a piedi nel gruppo misto oppure con la DeLorean, cioè mi sembra una cosa assurda anche pensare a costituire insomma di nuovo Forza Italia. Mi sembra un ritorno al passato. Non è che uno cambiandosi la maglia si cambia le mutande senza farsi la doccia, capisce? Quindi mi sembra una forzatura, un po' un escamotage per cercare di mascherare un po' quello che è l'impasse del PDL, tutto lì. Però ognuno a casa propria è libero di fare quello che vuole. Per quanto riguarda invece l'autonomismo in provincia di Pordenone, cosa succede? Beh, adesso diciamo che è un po' tutto fermo perché si sta avvicinando agosto, la gente pensa ad altro, però insomma l'idea autonomista non significa che debba appunto riconoscersi in un partito preciso, e l'idea può esistere a certe condizioni, ovviamente anche in altre formazioni, quindi sa che gli autonomisti in Friuli sono piuttosto frammentati. Se non si arriverà ad avere un gruppo coeso con un unico intento, la vedo dura, insomma, fare delle battaglie solitarie. Difatti noi qui a Pordenone ci siamo avvicinati a un'altra regione per unire le forze, perché da soli abbiamo visto che non si va da nessuna parte, insomma, ecco. Poi il prosieguo non lo so, è un po' che non sento Franco Bandelli, l'idea sarebbe quella di continuare, però non lo so. Voi, diciamo così, siete work in progress, usando un termine. È già fin da troppo tempo che siamo work in progress. Diciamo che gli unici, come ho detto l'altra volta, che hanno avuto dei risultati molto validi e buoni nel campo dell'autonomismo e dell'indipendentismo friulano sono quelli del Front Furlan, al quale penso che tutti noi dovremmo guardare con un occhio di riguardo come unica formazione che ha ottenuto un risultato, diciamo, eclatante, anche eleggendo Simeoni alla provincia di Udine. Pensa dell'eventuale possibilità dei veneti di esprimersi attraverso un referendum per l'indipendenza? Una roba un po' scaduta? Ma non penso che sia scaduta, se c'è la volontà, perché no? Dico, noi forse in Friuli avremo anche più titolo, perché abbiamo comunque una lingua riconosciuta e finanziata a livello europeo, quindi se avremo più titolo noi di chiederlo, poi chiaramente democraticamente uno si può esprimere. Se sono divise la Repubblica Ceca dalla Slovacchia, perché no? Voglio dire. Se c'è il 51% è una delle opzioni, non lo vedo come un dramma, insomma, visto che comunque noi subiamo una differenza di tassazione marcata tra Slovenia ed Austria, quindi in qualche maniera dovremmo venire fuori, perché altrimenti qui chiudono tutti e non ci sono santi. Insomma, potremmo ricostituire quella famosa Venezia tridentina, no? Con le tre Venezie, la Venezia tridentina, la Venezia Euganea e la Venezia Giulia. Io alla macro regione del Triveneto non ci credo, anche perché se ci spostiamo di pochi chilometri vedo che anche l'approccio aziendale è molto diverso tra Treviso, Pordenone, tra Pordenone e Udine, quindi io guarderei più che altro il nostro discorso regionale, anche se tanti dicono che siamo in pochi, 1.200.000 abitanti, però ci sono stati come il Liechtenstein, Andorra, che ne hanno anche meno, nessuno grida allo scandalo, quindi tutto è possibile. Tutto è possibile.
Ecco, tra l'altro l'ultima domanda poi la lascio, tra l'altro proprio in questi giorni c'è stata una protesta, addirittura ieri se non ricordo male, una protesta diciamo così pacifica da parte dei nostalgici del TLT proprio nella zona di Duino, dove si è diciamo così, rivisti i vecchi confini con l'allora territorio libero di Trieste e la Repubblica Italiana. Un rigurgito che piano piano sta tornando fuori per dire che qualcosa c'è da fare. Ma io li ho conosciuti. Dai baracconi speriamo che qualcosa di concreto arrivi. Ma vede, quando la politica dà delle risposte assolutamente insufficienti e anzi insultanti, è logico che le forze centrifughe si sviluppano e si sa da dove si parte, non si sa dove si arriva. Comunque io ho visto, li ho conosciuti, quelli del TLT, in effetti hanno un fondamento, le loro richieste, però dico o ci muoviamo in maniera unitaria a livello regionale o altrimenti la vedo ancora più dura di quello che potrebbe essere. Una cosa volevo ricordare. Questo fine settimana a Zoppola ci sarà Arti e Sapori, che è una mega fiera che non la definirei neanche sagra, quindi invito tutti quanti a venire a Zoppola, dove ci saranno 18 stand gastronomici, spettacoli da strada, veramente una cosa che merita assolutamente. Ho preso appunti perché passerò poi il messaggio al nostro direttore commerciale. Perfetto. Grazie a Gianni Sartor come sempre per la sua partecipazione, insomma siamo quei pochi che parlano liberamente. Andiamo in comune a Pordenone perché